strepitosa, donna bambina, donna vedrai, bambina se lo sai, meravigliosa, stramaliziosa, vieni e vedrai che cosa sentirai, una donna lo sa già cosa ogni uomo, sa come si fa, una donna non ha più bisogno di prove, più malizia non ha. Prendi una donna, rendila bella, tu credi che si ricordi di te, non c'è una donna che ti perdona se tu la rendi più importante di te, una donna lo sa già cosa ogni uomo, sa come si fa, una donna non ha più rispetto di te, sei sicura di sé. Silvio, rimembri ancora il tempo della tua vita mortale. Mortaccia sua, mi sono sbagliato. Quando beltà splendei negli occhi tuoi e nei denti fuggitivi. Porca puttana, non mi entra in testa! Silvia, rimembri ancora quando ti ho chiesto l'ora? Non fate gli spiritosi che vi carico dei compiti a casa, vi faccio neri, eh? Cioè, neri... vabbè. Va bene? Sì. Dai. Silvia, rimembra ancora il tempo della tua vita mortale, quando vita splendida, negli occhi tuoi fuggitivo ridente, e tu lieta e benzosa. Il militare della gioventù. Ma militare o limitare? Ma che militare? Il limitare. Ma che c'entra il militare? Silvia, rimembri il tempo di sulla vetta della torre antica? No, porca miseria, mi sto sbagliando. Col passero. Sta di mezza Silvia e mezzo passero. Sto cazzo di passero. Ma come è uscito fuori sto passero? Io ancora lo devo capire. Ragazzi, sono 15 giorni che ci stiamo sopra. No, io c'ho un terrore, ma il giorno che arriviamo a Dante quanto ci rimaniamo? 2000 mesi come minimo. Come minimo. Dai. 1, 2, 3. Silvia, rimembri ancora il tempo di tua vita? Avanti. Allora, senti un po' se vanno bene queste pinne. Dai, 1 minuto e mezzo ancora. Vabbè. Un po' dure sono. Vabbè. Grazie. Scusate. Allora. Silvia, rimembri! Oh, ma che siete scemi? Più piano, più piano. Silvia, rimembri ancora. Troppo piano. Una via di mezzo, dai. Silvia, rimembri ancora il tempo della tua vita mortale, quando... Io devo ancora capire chi è di questi che tutte le volte che vanno al bagno non scarichino mai. Nonna, per cortesia, ma sta a fare lezione. Ma vai a vedere che macello che hanno combinato. Me lo immagino, Ma non te lo puoi immaginare. E poi io già c'ho un sospetto, Sì. Ma sì, lo pizzico. Perché mi guarda a me? Quando gli state in mezzo il gabinetto mi guarda sempre a me, mi guarda. Se te guardo si vede che c'ho le prove. Prove di che? Non te sta a preoccupare. Vabbè, qua mi sembra inutile continuare perché... gabinetti, cose. Vabbè, quando è che ci vediamo? Dopodomani, professore. Ah, dopodomani, vabbè. Ma non si potrebbe una volta di mattina presto? All'Italia con sta mattina presto, sei proprio de goccia. La mattina presto c'ho la scuola io, lo vuoi capire? Comunque ragazzi, prima che ve ne andate via, io vi devo fare 3 appunti. Primo, non vi applicate. Secondo, non scaricate. Terzo, quando mi pagate? Arrivederci. 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 Tu non te la puoi mica cavare con queste sigarette, tu devi portare qualche cosa. Arrivederci, professore. Arrivederci. Io continuo a segnare. Tu c'hai 40 crocette qua, Oh, ma quello del Gabon che fa? Non vi è più? Sei ritirato! Si è ritirato. Allora è pronto? Sì. Ti sei fatto pagare? Eh? Fammici parlare a me, che da vedere come ti pagano.
Ma la vuoi fare una cortesia? Ma lo vuoi fare un piacere? Sei vivamente pregata di non immischiarti negli affari miei. Qua dentro il professore sono io. No, qua dentro sei un coglione tu. Perché guarda sta casa come è ridotta, peggio di un safari. E poi sai che ti ricapri qua la finestra che non si respira qua dentro. Dai che la pasta è cotta, se no ti diventa una colla. Signori, per cortesia lasciate libera la scala, per cortesia. Eccoli, prepara il flash, dai. Avete tutto il tempo dopo di fare tutto. Su, c'è una conferenza stampa dopo, signori, per cortesia. Signori, prego, lasciate passare, prego. Prego, signori, prego. Un attimo, avete tutto il tempo. È la prima volta che viene in Italia? Sandy, quanti anni hai veramente? Quelli che dimostra. L'ho chiesto a Sandy. E io gli ho risposto. Ma lei si sente più la madre o il manager di sua figlia? La mamma di una bambina abbastanza preziosa. Molte madri, e non solo americane, pensano che lei abbia... Tutta invidia. Mr. Ted Perry, che effetto fa essere il padre di Sandy? I beg your pardon? Ted non è il padre, è soltanto il mio secondo marito. Forse qualcuno di voi lo ricorderà come folk singer. La sigla di Il Ranch dei Baxter era sua. Ted, please. Si è parlato di una forte cifra per la partecipazione di Sandy alla sfilata di Palazzo Pitti a Firenze. È vero? È vero, se n'è parlato. E il cinema? Il cinema può attendere. Oltretutto, oggi il cinema non è più quello che facevo io. Mi ricordo che quando lasciai l'Italia per andare a Los Angeles avevo quasi l'età di Sandy e non parlavo una parola di inglese. Cosa fa Sandy nel tempo libero? Quello che fanno tutte le bambine della sua età. Guarda la televisione, fa dello sport, studia. Cioè va anche a scuola? Sì, naturalmente. E qui in Italia? Stiamo provvedendo. Durante il suo soggiorno in Italia, Sandy avrà un professore che la seguirà personalmente. E questo per non farle perdere il ritmo degli studi. Comunque è al vaglio una rosa di candidati. Posso fare una domanda a Sandy? Certo, è qui per questo. Scusa Sandy, tu ti senti più una donna o una bambina? Good morning. Good morning. Stia attenta, sorella, che ho passato la cera, eh? Eccola, ci avrei giurato. Mannaggia, sorella. Ma che sorella? Quante volte le devo dire che la cena va passata alle 6:30 di mattina? Si è fatta male? Stavo meglio prima. Carina sta battuta, mica male. Senta, sorella, si ricorda la promessa che mi ha fatto? Cioè, se si libera una supplenza, che fa? Mi inserisce, eh? Benedetto figliuolo, se si libera un posto, vedremo. Sono 3 anni che vedo. Che cosa vede? Niente, il nulla. Signor Rolando, invece di ringraziare il Signore per questo posto che ha trovato. Io da mo' che l'ho ringraziato. Sorella, ma io mi sono laureato, ho preso 110 lode per far che? Per passare la cera per terra. Cioè, non è che non mi piace. A me, al limite, mi piace pure, però per un laureato mi sembra, cioè, poco, mi sembra... Bisogna sapere aspettare, l'occasione viene per tutti, verrà anche per lei. Risponda. E che gli rispondo? E vada al telefono, non senti gli squilli, sì. corra! Mannaggia. Wax. Hello, St. Mary's Convent. Morning. Yes? Yes? Chi, padre Spinetti? No, io sarei il bidello. Sì. Chi devo dire, scusi? Attenda un momentino. Grazie. Scusi? Padre? Padre? Silence! Scusi, c'è una comunicazione urgente per lei. Fuori, vada fuori. Ma la vogliono al telefono. Le ho detto centinaia di volte. Quando faccio lezione, lei è pregato di non disturbare. Vabbè, uno di sti giorni gli sega la testa. Silence! Questo con sti cori du palle. E tenga presente che la signora, considerata l'ottima reputazione di padre Michael Spinetti,
Beh, sarebbe assai felice se fosse proprio lui a occuparsi della cosa. Ho capito, riferirò. Appena termina la lezione, sì. Ecco, e gli faccio anche presente che la signora Walsh, beh, sarebbe dispostissima ad aderire a qualsiasi richiesta di onorario. A qualsiasi richiesta di onorari. A qualsiasi richiesta? Sì, di onorario. Sì. Il numero di casa? Di padre Spinetti? Sì, sì, glielo do subito, eh. Attenda un attimo, che adesso lo troviamo. Allora, scriva. 28 13 56. Senta, però cerchi di chiamare tra le 8 e le 8 e un quarto, perché si attacca poi a parlare quello del duplex. Ci può stare una vita, ha capito? Sì, va bene. Prego, si figuri. Arrivederci. Io ci provo. Ma che ora le serve questo telefono libero? Un quarto d'ora, tra le 8 e le 8 e un quarto, dai. Oh, proprio sull'ora di punta questo mi va a capitare. Ma dai, è una cosa di lavoro, una cosa importante, dai. Oh, però sbrigate che stasera ci dovrò pure io col telefono. C'è una per le mani. Carina? Carina. C'ha Duzzin, mi sembra un Volkswagen. Sì, Oh, ma che dici come so così? Troppo sportivo? Troppo gambero, me pari. Tra tutti i capelli. Guarda che rosso su rosso, fa chic. E poi non me ne frega niente, io stasera. Ma guarda questo. C'ha il chiodo, c'ha. È nata rapata, è nata. Pronto? Pronto, buongiorno. Per favore vorrei parlare con padre Michael Spinetti. Mo guardo se è rientrato. Nonna, no, mo guardo se è rientrato. Adesso guardo se è rientrato. Adesso guardo se è rientrato. Oh, nonna, in italiano devi parlare, non in romanesco, se no non ci credono. Te posso dire una cosa in romanesco? Ma non staremo a fare una cazzata? Nonna, d'altro canto, qua se non mi invento qualche cosa, se non mi faccio una fantasia, qua non succede mai niente, non succede. Ma se andiamo a passare un guaio grosso, ma come famo? Ma che famo? Pronto? Mo guardo se è rientrato. Come? Mo guardo? L'ho detto a romanesco. Aspetta, mo dico in italiano. Parla educata. Adesso guardo se è rientrato. Sto fio de una mignotta! Ma che figura mi fa? Oh, mi è scappata. Sto fio de una mignotta mi entra sempre dalla finestra. E insisti, sa? Quando Pronto? Sì, buongiorno, come va? Come va, carissimo? Sì. Come va? Finché Dio ci dà salute, finché Dio ci dà la grazia e di resistere va tutto bene. Sì. Mi dica. Sì. No. Sì. Va bene. Quanto? Al mese? Alla settimana? Ah. Senz'altro. Mi dica per l'appuntamento, allora. Domani. Va bene? A che ora? Perfetto. Benissimo. Mi saluta la signora, allora. E anche la bambina. Grazie. Grazie infinite. Di nuovo. Grazie. Mortacci, tu te piazza in colpa, cornuto! Tiè! Vedi, ne ha sentito il prete che ha detto? Azzoro, via qua, permetti una parola.
A Bagarozzo! Ah, E ma fermate Draghi, un attimo. mo voglio vedere È che scappata, mica che ho detta. Oh, ma non capito Ma è niente, scappata. volevamo solo confessare. Buongiorno. Buongiorno e good morning, sono padre Spinetti. Avevo un appuntamento alle 11 con la signora e purtroppo è successo che il mio chauffeur ha tamponato. Uno schianto infernale, purtroppo fra i vigili e l'assicurazione abbiamo perso un po' di tempo. Prego, si accomodi. Posso? Di qua, prego. Dopo di lei. Se si vuole accomodare. Grazie. Buongiorno. Hello, father. Good morning. See you around, huh? Che ha detto? Father Spinetti? Yes. I'm Vilma, the mother. I'm Spinetti, the father. Sit down, please. Thank you. I'm very glad to meet you. I've heard wonderful things about you, and I'd be very honored if you'd accept our offer. Me too, and I'm honored to accept this offer. Ma lei non è di origine italiana? E infatti sono bilingue, perché babbo era di vicino Roma. Mamma invece... Mamma è inglesissima proprio. Wow, ma lei parla un ottimo italiano. Insomma, ma ormai è una vita che sto in Italia. Non so se devo pensare una cosa, magari la penso in inglese. Però forse a parlare l'italiano me lo sento più mio proprio. Capisco. La cosa inversa è successa fra me e il mio primo marito, il padre di Sandy. Ah. Lui era americano, parlava in inglese, io invece pensavo sempre in italiano. Italiano. Le gradirebbe qualcosa da bere, un whisky, una vodka, un gin tonic, non so. La ringrazio. Preferisco non bere se non mi faccio una sudata che... Padre, posso essere sincera? Sì. Mi dispiace se parliamo italiano. Magari. Io me la immaginavo, ma molto, molto più anziano. Ah. Non sembra, però anch'io ho i miei annetti, Ma mi sembra così giovane. Beh, perché c'è la salute. Finché il buon Dio ci dà la salute va tutto bene, perché la salute gira e rigira, oggi è tutto. Sì. Oh. Mi dispiace di affrontare così l'argomento, ma $500 alla settimana li vanno bene? Per andare bene vanno bene. Ecco, solo che c'è un piccolo problema. Ma queste lezioni io alla sua bambina come le dovrei dare? In italiano o in inglese? Perché se fosse in inglese... Mom, I'm hungry. Sandy, this is Father Spinetti, your teacher. Salve. Hi. Hi. Aia. Ma che vi devo dire? Secondo me no, perché il Papa bisogna conoscerlo bene. Anche a me è chiaro che i primi momenti mi facevano effetto un po'... Poi uno si abitua e ti rendi conto veramente proprio che è un signore proprio, Signore. Io ci terrei tanto che Sandy incontrasse il Papa. Ah. Ma ho paura che lo andiamo a pizzicare in un momentaccio, che è pieno proprio di lavoro fino a qua, sì. Pensa che colpo. Lui e Sandy insieme in copertina. What's your sign? What? Sandy, fammi il piacere. Siamo in Italia. Hai la fortuna di avere un maestro che parla un ottimo italiano. Io voglio che tu sia anche un po' italiana. Quindi parla italiano. Anche lei, padre, mi faccia il piacere. Se lo dimentichi l'inglese. E che ci vuole? Volevo sapere il suo segno zodiacale, padre. Ah, il mio segno zodiacale. Bilancia. Non è un buon anno per la bilancia. No, avevo letto, sì. Sandy, che ne dici del tuo nuovo insegnante? Ti piace? Mi piacerebbe mangiare del dolce stasera, mamma. No, la risposta è no. Wilma, non si potrebbe fare un'eccezione per stasera, dai. Ted, please. Ma perché? Sta a dieta, sta?
Mi sa che uno di sti giorni mi ci metto pure io a dieta perché devo aver preso qualche chilo di troppo. Sta giacca non mi entra quasi più. Io direi di incominciare domani. Ah, sì. Ecco, solo che magari preferirei venire io da voi piuttosto che voi da me, perché accanto all'istituto mio, no, c'è un convento di suore che provano i cori. Queste quando attaccano la mattina non la finiscono più, una caciara, allora forse è meglio così. Ok, comunque domani andiamo tutti a Milano. Lei viene con noi, naturalmente. Chiaro. Gli mando una macchina... No, non c'è problema perché io c'ho l'autista. C'ho l'autista. Bene. C'ho... Allora ci troveremo tutti alle partenze nazionali, Sì. a mezzogiorno preciso. Già mangiati? Dai nonna che tardi, dammi il vestito che c'ho l'aereo. Ma quale vestito? Come quale vestito? Quello che ti ho dato da stirare da smacchiare? No, quello da prete, Me sono scordata, l'ho mandato in tintoria. No! Perché c'ho l'artrosi oggi non posso tenere il ferro in mano? Ma come io devo partire, ma lo mando in tintoria? E mettete quello del principe de Galles che ti sta in amore addosso. Sì, mo i preti vanno in giro col principe de Galles. Ormai non la fa tanto lunga, va giù dal soggino che vedrai che è pronto e strapronto. Mannaggia la miseria. Ma che te stai a bere, il latte mio? Beh. Ma ci ho messo 25 gocce di lassativo. Quante? Ah, a me 10 non mi fanno niente. Chiuso per lutto? Povero Gino, ieri sera stava tanto bene. Ma com'è successo? Stamattina ha appena aperto un embolo e se n'è andato, coraggio. A ridaglia con st'embolo, un infarto è stato. E quando riaprono? Mai. Ma se uno deve prendere un vestito? Io era una settimana che dicevo che stava male, ma nessuno mi dava retta. Ci vuole coraggio, Sor Pasquale, ci vuole coraggio. Scusi. Mi scusi. Scusi tanto, no? Siccome mi è rimasto il vestito giù nella tintoria, no? Non so come fa per riprenderlo. Ma che gli pare questo il momento? Senta, la signora c'è. Sì, c'è la signora. è nell'altra stanza. Mo ci vado. Grazie. Gino mio. Signora. Signora. No. Signora? Scusi tanto, a me è rimasto il vestito giù in tintoria. Grazie, Allora... grazie. No, è che mi è rimasto un vestito giù in tintoria. Se qualcuno con una chiave mi apri... Grazie. Prego. Gino, Lucia, a non stanno i calzini? di là, nel secondo cassetto. Dio mio. Dio mio. Quella potrebbe andare bene. Dio. Eh. Non posso più. Io come sono stanca, Dio mio. La dai è la mia. Oh, Dio mio. Veramente, come farò? Mamma mia, aiutami. Dio mio. Dio mio. Dio mio, Dio Dio mio, aiutami. Gino mio, Gino. Gino mio. Gino mio, Gino, come farò? Sola. Aiuto. Dio mio. Gino mio. Aiutami pure a me. Gino mio, aiuto. Scusa Gino, ma qua mi parte aereo. Se mi sbrigo. Gino mio. Oddio. Si è mosso! Si è mosso! E che, si è pure tolto i calzoni? Allora, Moby Dick e la balena bianca è il maggior romanzo di Herman Melville, nato a New York, 1819, 1 agosto. Esatto. Comunque, al suo primo apparire, il romanzo fu considerato dalla critica come un'opera, direi, abbastanza complessa e astrusa. Tant'è vero... Io l'ho letto 2 volte e mi è sembrato bellissimo, semplice. Sì, eh? Ho visto anche il film. Lei l'ha visto, padre? Il film, sì,
Sì, sì, con Spencer Tracy. No, padre. No, Lei si confonde con capitani Coraggiosi. Ha ragione. Moby Dick è con Gregory Gregory Peck. Vero, sì, sono sbagliato. Vabbè, comunque chiudiamo la parentesi che se no ci confondiamo un po'. Torniamo allora al nostro romanzo. Herman Melville... Oddio, che è? Che cosa? No, è che stamattina ho bevuto un bicchiere di latte freddo. Oddio, mi è rimasto un po' sullo stomaco. Ma lei sta male, padre? Sì, un pochino male sto, sì. E si tolga la Sì, giacca? mo me la tolgo davvero. Accidenti ai gocce, mia nonna. Sì, mo me tolgo la giacca e riprendiamo immediatamente la nostra lezione. Allora, tornando a Herman Melville, io direi senza dubbio che il romanzo si può considerare come... Oddio. Scusi. Mi dica. C'è una toilette qua, per favore? Guardi, in fondo ce ne sono due, una a destra e una a sinistra. Meno male. Mi sono salvato. Sandy, mi vado a bere una cosa perché mi è venuta una gola secca, Ma ci vediamo subito, Un momentino, vado e torno. Se trovo occupato mi sparo. Come va con Sandy? Benissimo. Che cosa c'è? Si sente poco bene? No. Mi vado a dare una rinfrescata prima che inizi la discesa. Con permesso. È un tipo curioso, quel prete. Certe volte sembra tutto, tranne un sacerdote. Eppure ha una grossa reputazione. Dicono che ha pubblicato 3 saggi molto importanti. Sarà. Eppure è così, Ted. ATAC, azienda tranvie, autobus comune, intera rete, Rolando Ferrazza. Ferrazza. Sì, va bene. Oh, no, tu questa no, questa la mette Ghisella, metti l'altra. Sì, d'accordo. Ragazze, per favore truccatevi con cura, mi raccomando, Ok. Ragion per cui nella bassa valle del Mississippi dominavano Sandy? i grandi piantatori. Scusate se vi interrompo. Questo è il primo abito che indosserai, ti piace? Sì, molto bello. Abbiamo fatto quel ritocco. Bello. Allora ci vediamo dopo. Allora, la politica schiavista degli stati del sud portò allo scoppio di una guerra civile tra questi e gli stati del nord, guidati da Abramo Lincoln. Tale guerra è detta guerra di secessione, 1861-1865. Perfetto. Le posso fare una domanda? Prego. Ma lei, padre, come mai si è fatto prete? Come mai mi sono fatto prete? È una storia un po' lunga, ci vorrebbe una vita per raccontarla. Me la racconti? Adesso? Adesso. E niente, è che... Niente, fin da bambino, ogni qualvolta guardavo il presepio, sotto Natale, cominciavo a percepire proprio i primi sintomi di un... come si può dire? Aiutami. Di un? E di un... Franco, che ne dici di togliere un po' di questo rosso? Beh, effettivamente ha ragione, però questa era soltanto una prova per l'abito fucsia, poi lo alleggeriamo. Signora, ha telefonato da Pavia alla pellicceria Annabella per conoscere quale modello indosserà Sandy. La mantella di visone bianco. Bene. Sandy, andiamo a provare il terzo abito. Va bene. Le dispiace, padre? Mi vuol seguire, prego. Per carità, se immagini. Ci mancherebbe altro. Signore e signori, Annabella vi presenta la sua nuova collezione di pellicce per il prossimo inverno.
Gran bel tipo è questo. Ammazza. Si vergogni. Sei mesi fa, proprio qui su questa stessa passerella, vi abbiamo fatto una promessa. Ebbene oggi quella promessa è diventata realtà. Signore e signori, Sandy Walsh! Allora, padre, noi andiamo. Li affido Sandy. Mi Sì. raccomando, non più di un'ora di lezione. È molto stanca. Stia tranquilla, faremo solo qualche lettura, proprio così. E che Sandy osservi la sua dieta. Non si faccia corrompere, No, padre. non si preoccupi, sarò inflessibile proprio. E a letto non più tardi delle 9. D'accordo. Listen, darling, we're late. Bye, Mom. We have to Bye, go. They're honey. waiting Have for a good us. night's sleep. You remember tomorrow our return match, huh? I'll give you a hard time. We'll see to that. Vuole assaggiare, prego? Così poco? È per l'assaggio. Ah, per l'assaggio, scusi, stavo sopra pensiero, è vero. È buono. Ammazza se è buono, sì. Posso? Sì, sì, come no. Alt. Buona. Ma che assaggi l'acqua? Ma guarda, che devo fare? Serve altro? Posso andare? Può andare, grazie. E vai? Tu non mangi? E non vedi cosa c'è? Accidenti, hanno messo pure lo yogurt, a me manco me l'hanno messo. Facciamo a cambio. Lo yogurt contro la bistecca e la torta. Lo yogurt per una patatina? No! Com'è? E il sesso? Come il sesso? Come fate voi preti? Noi preti? Non famo. E tu? E io che so? Ah, non lo so. Dimmelo tu. Cosa vuol dire Atak? Atak? Atak è la Associazione Teologica Amici Cristo. Sì, eh? Sì. Intera rete. Intera rete. Sì, sì, intera rete. Non ti preoccupare, Rolando. Lo so soltanto io. È un segreto fra noi due.
che me ce vai tu a ritirare analisi? A ritaglia con sta analisi. Oh. Ah, e se sto male. Se sentisse lui come mi sento io, sai le risate? Invece di stare a parlare, apri la porta che hanno suonato. Sì? Disturbo? Uè. Ma che te stai a fare? Che mi sta a fare? Niente. Qualche cosa stai a fare? Fammi No, vedere. ma che sta a Fammi fa? vedere. Ma di che? Ecco, Ma fammi vedere. Ma che? Ah, vedi che pezzo di... Pezzo di che? Una bambina, oh? Ah, tu questa me la chiami bambina? Sì, e che? Fa che te la a questa te lo faccio vedere io che gli faccio. Vabbè, che vuoi? Senti, sto venuto a chiedere due cose. Ah, prima si mi presti 10. No, famo 15, che me. Ti pareva? Ho sto in bianco e devo accompagnare uno a casa stasera. C'hai 75 mila di debito con me, quando me ne dai? E tu segna che poi io te le pago. Sì, E te le do, no? Poi? La seconda è che con questa che ho dell'anno, oggi ho superato me stesso. E chi è? Chi è? Questa è un'artologata, una filippina, fa la cameriera qui da quei signori. Senti come ho preso, Allora, Marza, e te lo faccio vedere che è meglio. Che mi devi far vedere? E mettete qua, non ti preoccupare. Beh? Allora, ho preso un disco, un lento, ho messo, ho fatto musica, tutto a posto. Ho fatto balla. Come dico balla lei subito? No, sai, non mi va di ballare. Balla! Poi ci siamo messi a ballare. Sono partito subito con un incontro avvicinato del quarto tipo. E qual è? Qual è? È quello che fa tutto così, un movimento del bacino, ventrale. Tipo hula hoop? Ma che hula hoop? Meglio. Tutto così, tutto bello. Mentre io facevo così, no? Lei si è subito messa così. A Filippina? Fallo un po' a te. Ecco, così, bravo. Mentre io facevo così e ballavamo, no? Con le dita gli sollevavo le cosce. Ah, sapete che brividi. E che non tanto facevo su e giù, come un ascensore. Ma guarda tu che sta la vede! Vergognate, vezzozzi! Stavamo a fare una prova. Stavamo a scherzare. Ma non so mica tanto, 88, 89. Lo faccio portare qualcosa da bere, padre? 90. Come? Ah, non si disturbi, grazie. Fate con comodo. Io intanto devo correggere ancora qualche compitino di Sandy. As you like it? 94, 95, dritta, 96, 97. Mamma, è un'ora che andiamo avanti così, basta, ti supplico. L'esercizio che stai facendo serve anche ad irrobustire le tue spalle. Non credere che io mi stia divertendo, sai? 98, dritta, 99 e 100. Raccoglili. Sandy, è una fatica anche per me. Shit. Piantala. E mettiti l'accappatoio piuttosto, se no prende un raffreddore. E se mi raffreddo, perché non posso prendermi un raffreddore io? No, tu sei pagata anche per non prendere raffreddori. Questa giornata è cominciata male. Mettiti l'accappatoio. Let's go, Ted. Thank you. Eccola là. Mette l'accappatoio che ti raffreddi, sai. Padre Spinetti, non rompere le palle. Ho sentito una parolina che non mi è piaciuta tanto. Fatti gli affari tuoi. Dai, Vabbè, allora se la butti su questo tono, sappi che qua nel compito di matematica ci sono 8 errori, 8 cretinate. Ma delle cretinate incredibili. Hai scritto? Ma tu da che parte stai? Come da che parte sto? Perché io sto dalla tua e te l'ho anche dimostrato. Vabbè, io non sarò padre Spinetti perché non lo sono, però mi sembra che come insegnante non puoi di niente. Mi pare che, Potresti fare di più. Posso fare di più? E di più che cosa? Senti, dovresti andare da mia madre e chiedere se è possibile andare. Così I'm a little busy right now. Wait a moment. Prego. Frank, okay, very well. I will call you later. Bye, bye. Padre. Sì? Lei ritiene veramente indispensabile questa visita ai Musei Vaticani? Ma secondo me sì. Cioè, se non stessimo affrontando il periodo relativo a Michelangelo, Raffaello e compagnia bella, cioè sarei io il primo a dire no. Però, visto e considerato proprio che stiamo proprio affrontando quel periodo, sono io il primo a dire sì. No. Che non diventi un'abitudine, però. No, per carità.
Arrivederci. Di nuovo, arrivederci. Scusi, padre Spinetti. Sì? Visto che va in Vaticano, Sì. le sarei tanto grata se lei riuscisse a metterci in nota per l'udienza settimanale del Santo Padre. Ci terremo tanto. Stia tranquilla, ci parlo io. Col Santo Padre? Sì. Beh, se no con lui, con l'aiuto, l'assistente, col braccio destro. Qualcuno troveremo, qualcuno acchiapperemo, cioè contatteremo. Arrivederla, padre. Tante Grazie. care cose, arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Porca mignotta, porca. Yuhu! Adesso guarda questa. Oh, Dio. Signori, fate piano con quelle palle, se no gli fate i bozzi alla pista. Va bene, mi scusi. Piano. Guarda, guarda e impara. Porca miseria. Uno, io quello, pure occhi chiusi. Come no? Quanto scommetti? 5 paste? Quello che ti pare. 5 paste, eh? Ok. Ok. Non coordini bene. No, No. Perché tu devi fare questo movimento, lo vedi? Guarda le ginocchia. Coordinate col braccio, vedi? Devi accompagnare, non accompagni, eh? Su, fa vedere. Pure occhi chiusi. Mortacci vostri! Sei diventato matto. Gli ho dato troppo effetto, gli ho dato, sì. Chiacere, ferma la macchina, stacca la corrente, chiacere! Ma che sei risucchiato? Oddio, hai motritato. Dai, dai, scappiamo che qua finisce male. Piano che mi perdo le scarpe, sono larghe. Quanti ne ho vinti? Ma 6 mi pare, no? Yuhu! Dai, sbrigati che poi andiamo di là. Sì. Quant'era a colpo? 30 lire mi pare, no? No, 100. 100? Ah, quant'è che ne abbiamo sparati? 300. 300. Quant'è che fa? 30.000. Cazzo. E che spari gratis? E vai. Come so, di la verità. Fantastico. Hai visto il prete quanto magna? E a quinta questa? Senti questa che... Chi è? No, aspetta. Questa qua è la fragola. Senti un po'. Che t'ha fatto? Per quanto sai che ti dico? Che io fra tutte queste lo sai qual è quella che preferisco? Quella alle fragole. Zabbaglione! Ma che scherzi? Porca puttana Eva, porca, mannaggia sti pesci! Hai sentito il prete che ha detto? Che ha detto? Ha detto porca puttana e pure Eva. Mali mortacci. Ma perché troppo cariche fate? Ma che vuoi? Ma io dico, con 2000 musei, 10.000 monumenti e 300 catacombe proprio su sto campo dovevamo finire. E perché non lo trovi eccitante? Per campo? Ma che? Io qui mi sento un'altra. Era tanto che ne avevo voglia. Sì, Eccolo, eccolo, eccone un altro. Ma che sei teso? Pochetto. Stringimi la mano. Lo sai che mio padre è un pilota? Militare però, della Marina. Sì, È un tipo fantastico. È uno di quei tipi che ti dà un senso di sicurezza. Ma oggi la sicurezza è tutto, ma che scherzi, È anche bello. Sì. Sai, mi piacerebbe un giorno incontrare un tipo come lui. Scusa, Sandy, così una domanda. Ma tu a me, extra professore, proprio extra, come mi vedi, Perché mi fai questa domanda? Ma così, mica che... Io? A te? A te? Ti vedo un po' bambino. Sì, Sai cos'è la cosa che mi fa più ridere di te? Che? Il faccione. Grazie, perché tu adesso mi vedi così, ma se mi avessi visto l'altro anno, lo sai com'ero? Così ero. Anche perché stavo con una che mi aveva prosciugato. Gilda si chiamava, tremenda. Sai che c'è? C'è che io non credo tanto d'essere fatto così per un rapporto tradizionale, conservatore. No. Io credo d'essere al limite un carattere più libertino, sì, molto.
Io lo so il tipo di donna che ci vuole per te. Sì. A te ti ci vuole una donna materna, più grande di te. Dici? Sì, che ti faccia un po' da mamma. Perché tu sei un tipo che ispiri un senso materno. Sì, forse. Guarda, eccone un altro! Questo dal rumore mi pare un DC-10. Questo non era un DC-10 però. No, era un tordo, era. Ecco, ferma così. Brava, ecco, ferma. Padre, non si annoi un po'? No, anzi, per me è un'esperienza diversa, differente. Solo che in c'è un filo decorrente, è quello che... Certo che per voi abituati al fresco delle vostre chiese. Oh, ma che scherza! Sì. Che le sembra di Sandy? Bella. No, dicevo nello studio. Ah, segue, direi anche con un certo impegno, con una dedizione proprio... Segue, sì. Padre, ho quasi finito di leggere il suo libro. Il mio? Io, lui e Dio. Ah, Io, lui e Dio, sì. È molto interessante. Sì, Ma se devo essere sincera, c'è un punto un po' oscuro. Ah! Sì, ma infatti c'è qualcosa di poco masticabile in quel libro, ma tuttavia era mio interesse ritornare proprio su certi argomenti nella mia prossima pubblicazione con maggior... La parte più poetica è il suo racconto nel capitolo... Sesto. Sono 3 capitoli. Già, è vero, io mi sto sbagliando con quello sull'ultima cena. Ne ho scritto un altro. È bellissimo quando lei parla della sua esperienza come missionario nello Zambia. Ah, sì, ma è stata un'esperienza di altissimo valore umano, un'esperienza di altissimo valore morale, un'esperienza di altissimo valore spirituale, un'esperienza che mi ha messo in diretto contatto col mistero dell'universo, il mistero del cosmo, il mistero della fede, perché io credo che il cosmo sia come un insieme di particelle, no? Che si muovono proprio cronometricamente, quasi a svelare l'incanto di questa perfezione assoluta di cui soltanto il buon Dio poteva essere l'artefice. Un'esperienza che mi ha fatto conoscere la figura del Cristo, questo Cristo che si sacrifica, questo Cristo che soffre, questo Cristo che si immola, questo Cristo che si ama, questo Cristo che noi abbiamo crocifisso, questo Cristo che noi abbiamo rinnegato, questo Cristo che noi abbiamo... abbiamo cercato e non abbiamo mai trovato, questo Cristo che ci sfugge, questo Cristo che però noi possiamo ricercare e riprendere attraverso la preghiera, attraverso la meditazione, attraverso l'amore.